Devo dire che sono, a prescindere dalla sconfitta, non fa mai piacere perdere, sono contento dei ragazzi. Oggi era una partita difficile, dura, complicata. Avevamo, ahimè, purtroppo tante defezioni, quasi 8 infortunati in totale, con 13 persone totali, compreso il secondo portiere. Devo dire che sono soddisfatto di quello che hanno fatto contro una pretendente per salto di categoria. Hanno dato tutto quello che potevano e quando uno dà tutto quello che può, dà il massimo ed esce dal campo contento, esce dal campo contento di quello che ha fatto e fiero, quindi io sono fiero di loro e loro devono essere fieri di se stessi. Una partita del genere per esempio non è più difficile prepararla perché quando sei in 12 persone condate c'è poco da preparare, c'è da sperare nell'abnegazione, nell'attaccamento alla maglia dei ragazzi che c'è stato ed è stato massimo e questo mi fa ben sperare come faceva ben sperare in passato. La partita alla fine ce la siamo giocata, ho visto una partita alla pari sul piano del gioco, zero occasioni gol da parte di tutte e due le squadre, non abbiamo mai tirato in porta noi, non hanno mai tirato in porta loro, a prescindere da gol nati da due calci piazzati, dove siamo stati ingenui, da un rigore, ahimè, gentilmente concesso, e da una nostra ripartenza, ma di fatto in tutta la partita non c'è mai stato un tiro in porta da parte di tutte e due le squadre. Un'altra partita è uno scontro importante, dobbiamo pensare alla salvezza, quindi si devono vincere le partite. Certo, spero di recuperare sicuramente qualche giocatore perché quando meno hai i 5 cambi da poter fare, se ne hai uno solo da poter fare, non è facile cambiare o gestire una partita. E sono fiducioso di recuperare qualche infortunato. Ringrazio i tifosi per avermi accolto con un applauso. Sì, in settimana si sono infortunati tanti nostri compagni e oggi eravamo molto pochi, infatti avevamo solamente un cambio. L'unica cosa che dovevamo fare è correre, lottare su ogni pallone e poi il risultato, quello che veniva, ci rendevamo. L'abbiamo preparata come tutte le altre partite, come sempre. Con l'apertura del mercato c'è stata qualcuno è andato via, qualche infortunato e ci siamo trovati in queste condizioni. Però abbiamo giocato bene, dai. Domenica ci aspetta il Trapani e speriamo di vincere. Giochiamo in casa e come sempre lotteremo sicuramente.